I tesori conservati nella chiesa di San Girolamo, per tradizione la più antica di Mestre, ve n'è uno che nei secoli ha ottenuto la riconoscenza e l'ammirazione dei mestrini. È un Cristo in legno di cedro arrivato da Oriente che specialmente in passato veniva portato in processione in occasione di gravi siccità o della guerra, ottenendo, si racconta, risultati strabilianti. Secondo la tradizione, il Cristo fu salvato dalla furia iconoclasta che in Oriente distruggeva migliaia di immagini sacre. Arrivato fortunosamente a Venezia, fu nascosto in una piccola imbarcazione per essere portato a Mestre, probabilmente con l'intenzione di essere depositato nel Duomo di San Lorenzo. Ma giunto che fu davanti alla chiesa di San Girolamo, un tempo, fino a pochi anni fa, lungo questa via scorreva ancora un canale, l'imbarcazione si fermò e, malgrado gli sforzi degli uomini al remo, non si mosse di 1 millimetro. Si decise dunque di portarlo all'interno della chiesa, dove divenne da subito oggetto di venerazione e fu utilizzato nel corso di moltissime processioni. Memorabile fu quella del 1879. Le campagne del Mestrino languivano da settimane sotto un sole cocente e il Cristo fu portato fuori in una giornata limpida. Ma una volta rientrato in chiesa, il cielo si rannuvolò e si produsse un acquazzone abbondante, tale da poter salvare le coltivazioni e il raccolto di quell'anno. Il Cristo uscì poi altre volte nel corso del Novecento, come nel 1943, per scongiurare il pericolo delle bombe che piovevano dal cielo, e poi, a guerra finita, in segno di ringraziamento per lo scampato pericolo.